Gennaro Lanzo ci propone un'interpretazione ironica della realtà e lo fa attraverso questo murales composito popolato da un insieme di strane figure nelle quali si possono intravedere rimandi zoomorfi, fitomorfici, antropomorfici, insomma dei rimandi che fanno fondamentalmente capo alla fantasia dell'artista. Dicevo ironico perché questo microcosmo si distribuisce all'interno di questo grande pannello e sul lato sinistro si intravede una scala. Sembra quasi appunto che il pittore, l'artista, l'artefice di questo dipinto che si vede sul lato destro nella figura bianca stia appunto dipingendo e abbia appoggiato la scala per salire a dipingere sul piano soprastante. Quindi una visione d'insieme, chiaramente l'artista l'ha intitolata murales perché la tecnica si avvicina, rimanda a questa modalità espressiva e che comunque dà una visione di insieme a 360 gradi, dove siamo noi a dover indagare, a dover capire quale elemento ci attrae di più, soprattutto che cosa significa questo elemento per noi. Quindi sarebbe interessante vedere quando il pittore che si trova all'interno del dipinto è arrivato a dipingere tutte le figure, gli manca solo che dipingere se stesso. Quindi un'ulteriore visione ironica all'interno di un mondo composito ed ironico. Gennaro Lanzo con quest'opera ha saputo veramente così creare un input che attrae lo spettatore e lo induce ad indagare per cercare di scoprire, magari di tentare di capire che cosa si cela dietro questo microcosmo di figure.